I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme al personale della Direzione di Coordinamento Metropolitano dell'INPS, hanno scoperto 288 lavoratori impiegati irregolarmente nello stabilimento di una società di Roma che si trova a Fiumicino e che opera nel commercio all'ingrosso di bevande. Ad essere sospetti sono state le vantaggiose condizioni di un contratto di fornitura stipulato dall'impresa con un ribasso del 25% rispetto ai prezzi correnti di mercato. Dagli accertamenti delle fiamme gialle della compagnia di Fiumicino e del servizio di vigilanza ispettiva dell'INPS è emerso che le maestranze erano state formalmente assunte da una società cosiddetta cartiera costituita ad hoc per addossarle gli oneri fiscali e contributivi che somministrava il personale dipendente ad imprese bisognevoli per le lavorazioni. Con questo meccanismo sarebbe stato omesso il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per oltre 6,5 milioni di euro. Inoltre è stata riscontrata la violazione di alcune pattuizioni del contratto collettivo nazionale della categoria con il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. I rappresentanti legali delle due società, fornitrice ed utilizzatrice dei lavoratori, sono stati denunciati anche per l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta di manodopera.